caro, cosa gasto le gambe di buina? La strada si longa? Piatta da te, tutti quanti, chi quattro cacciamo, anche a massa per il tomere. Guarda allora che si strassa, guarda, è ancora dei turaggi. A metterli in opera bisognerà pure usarli. Bastaria onzali delicatamente con Deo, il turaggio non si un caenato. Ma adesso... Adesso le macchine, Deo non serve più. L'olio che mi consumano gli altri, bastaria un fritto lì. Quante che ne avevo imbottigliato? Non so io. Ma chi non ci sa mai niente, ma... Che danno un colpo di telefono, ragioniere? Molto io, con la scusa di assaggi va a casa tutte le sere, va. Dì che domani mattina mi porta un campione quello nuovo del Toscana al fianco. Muoviti caro, mia, tu età che aveva sempre le grandi spa. Ognuno nasce col suo destino. Andava per sentenze adesso, Sai tu quello che è il vostro destino? È il destino di quei androni, se tutti amai dipendono uniti a tutta. A bastaria, l'odore del vino per mettersi in entusiasmo. Sveglite caro, mia, tu età. Guarda che sempre la faccia da funerale. Sapessi che pensieri che ho. Grand'uomo. Per cosa la licenziare mio padre? È che avete fatto troppa confidenza con Bevere. Adesso che non lavora più, povero vecchio, è più a fare confidenza con la fame. Così li impara. Cos'è? Se tu veniva fame a sera dei 4 largamente per toccarmi nel sentimento, digli che se una vita a cala mandare avanti i fiori per farsi perdonare i sottoproposti. Però stocico benedetto, cosa gasto? Te ti arrabbi sempre? Mi rabbio e dite pronto, a se mi pare una pignata in cuoio. Quando mi siete gli estranei, qua che è solamente un povero orfano che spasima per i disordini di suo padre e le disgrazie affrattellano i cuori. Oddio, che disgrazia. Suo padre che sia disgrazia sua e ti che sia disgrazia mia. No, stocico. No, va, ciapa, va. Grazie cavaliere, adesso sì che sono. Adesso sia delinquente precoce in fingardo. Quando a ti donna esulta. Ma sì, ma dovrei esultare, ha detto poi già sai da matto. È matto, cara mia. Hai che trovare un'altra qualità di bottiglie bianco spumante la prossima settimana che ne andrà in lavorazione 200 fusti. Fra 15 giorni lancio sul mercato. Le fa sempre riva con la pelle sollevata, una volta o l'altra per lo sdocimo. Sì, proprio. Ingenua mantecata. La ricetta è garantita, la combinava me e il farmacista. Il lancio salta con schiocco per fare un bombardamento. Vino da gran festa, da cerimonia, di un goto 3 dei di spuma e un deo di vino. E non mi freddo, che dopo un mese giornata che si sbottiglia e c'è un garbin che spizzica in gola, ma che ha un gran peggio. Non è la temperatura del giasso che tenga, il turaggio salta, mezza bottiglia là fuori è sicuro e quel che là fuori noi fa male, i saranno milioni. Sì, milioni e spasi. E tu te pensi sempre a peso. Ma se finga adesso le tese andai tutte bene. No, signora, una me ne senta male. E quando? Quando che te ho sposato? No, Che te togliere trofei nobili, argenteria e quadri d'autore. per me quelli se spiegassi te gai imbrogiati. Anche a partite spiegarsi. Quindi casomai su imbroglio sarà un occhio. In affari qualche volta bisogna passare per ingenui. E poi, cosa sia sta parola senza senso? In affari non esiste imbroglio. L'affare non è altro che un rapporto tutelato dalla legge tra un intelligente che vende e un imbecille che compra. Guarda la storia del vino bianco secco da Pasqua. Che magari non sia col pretesto che su etichetta che c'era scritto bianco secco originale Garnier. A esame chimico è risultato composto di 8 tagli. Ecco, e con questo originale non vuol dire genuino. Anche i colori sono genuini, ognuno per conto suo, poi il pittore all'Italia, all'Ismisia, all'impasta, e viene fuori al quadro. Non solo, ma più pastrocci invece più grande se l'originalità. Sì, te mi pare una cocorista. Ma non ti canta, queste da usarle. Via, mi sa che ho un modo tutto mio per fare la dichiarazione. Allodo la mia gorgheggiante. Ehi, allegra, mi sa che un po' di finanza tuo figlio. Manco male che ti dai A ricordato. proposito di dove vieni? Sì. Ah, sì? Vado fuori per un momento solo di 5 minuti. Vado e torno. Sì, Marina, Ma sei sì, pronta? quasi. Vado e vengo. Oh, va, ciapa. Allodo la mia gorgheggiante. Cosa devi fare, mamma? Tuo padre finisce al manicomio. Ma vai, ha 25 anni che tu non si vota che cambia proprio adesso. Vabbè,
Ma tutti quei paroloni ridicoli che li tira fuori? Cuoretto le pena donde fare a sua firma. Pensa che si sfoga a discorrere, no? Va bene, la seguo pur, finché il me chiama leonessa, gallina d'arco, quadrupede, e io capisco. Ma adesso dice che sono diventata sua allodola gorgheggiante. Me par proprio di non aver niente mille l'allodola. Favoria che mi fosse toccato un uomo come il papà e invece. E la mia, Gianfranco, in fondo sei un bravo toso, ma non ti chiedo neanche un fiare dentro. Sì, che ne voglio, ma sei una peppa fredda. Posso mettere il papà quando ti porta un fiore? E ti sbatte sul viso, e fa sbuare le careghe, e ti salta addosso sirando. Prendi Magalda, esacerbata donna, concupiscente, sinforosa e trocadera. Non sa cosa che vuol dire queste parole, ma è che scampa dalla bocca come scioppetata. La piova addosso come un bengala e dice tutta la passione che mette. E invece Gianfranco non ti vedi, si ferma qua, col suo fioretto in mano, i cocchiarossi che ottiene sospeso nel voto e mi dice: posso osare, cara? Santa Teresa del Bambino Gesù, cosa osa, non ti vedi che con sta camova ti impissi il motore senza ingranare a marcia? Basta, Gianfranco, sei un matematico. E la matematica è una scienza positiva e dovrebbe essere positivo anche io, vero? Sei un chiamoretto, se vero, ma sei innamorato, sei un marito sicuro. Sì. So importanza che gasto matrimonio per la nostra famiglia. Vorrà dire che mi sacrifico per sviluppo degli Ma affari. no, dai, questo non ti devi dirlo, anima mia. Trovare un uomo serio al di un po', sei un miracolo. E uno sa che è un miracolo algebrico. E uno vede che numeri, non sente che numeri, non mastica che numeri. Cara figlia, in fondo la vita si tira le somme. E insomma, noi se fate che dei numeri. Oh, cara, sì. Barona, Cosa è se? non è interato, dopo che aveva portato, se da basso con caretto. Siamo invece che ma chi? È l'uomo del caretto? Sta a finire questa espansione amorosa? No, non mia colpa mia, sei un bel maschio bombardiere. Non sopporto, dai, Vai in cucina, non sa se deve descaricare la merce. Che merce? La gente di sale paronciamilo, no? E parose, appena da fuori, da porta del servizio. Questa è la carta che do per Gianfranco. Sei sto sicura? Manca in grafia, non c'è mica la sua. Universo. Io siete suo papà. Del commendatore. Caro cavaliere, chi ha detto che a un fidanzamento sono indispensabili i fiori, noi che siamo nati per rompere tutte le tradizioni rompiamo anche questa. Non fiori dunque, ma per i nostri figli, per i nostri futuri nipoti e per la patria, cosa che entra è a patria. Sei già da diventare consigliere comunale? Non fiori, ripeto, ma sei prosciutti. Li accettate e viva noi commendator Cesare Piva. Si è parsuti! Guarda tipo ha detto che pensier gentile è. Oh sì, un pensiero da mettere in teccia o da fetare. Guarda qui e scrive prosciutti con la tisora e fetta anche le parole di che degna. Ciò è meglio che te ne aspetti che venga anche a me. Chi sei? Vorrei parlare col cavaliere Galdino. Il papà non che sei? Ma chi sei che è aperto? Come siamo entrati? Ma gli dice pulsate per gli altri luoghi, vivo pulsare, ma l'ho trovato tutto spanca. E il papà è fuori per affari. E consiglio dunque di ritornare domani o meglio di andare nel suo studio, perché vedo questa se abita su. Ah, ma sei appunto in casa a vedere che mi volevo parlare. Io stavo come che gli uffici se respira un'aria gelida di diffidenza, in casa invece, mi aiuterà. Chi? A A far cosa? Ah, così, in generale, se che fosse del bisogno. Che bella che sei. È ben chiamato. Ma qualcosa si sdegna. E sono fidanzata, sai? E cosa me ne... Oh, scusa, volevo dire che il fidanzamento non potrà certo farla diventare brutta. Bella sei. E bella resterà anche da suocera. Senta, Benedetto, che cosa ha detto? Che il papà quando il che E che mi posso andarne. Appunto. Ma mi resto. Sola. E io se fisse. E mi sono disperato. Professor, ma disperato. Professore, sei? Qualcosa, non si vede? No, ma si potrebbe anche capirlo, per via di asbato e... Ah sì signorina, non mi resta che qui, vi assicuro che ho una lingua tanto infogata che dove che tocca e abbrusa. Non si sconvolta. Tutto per via della coscienza vede. La mia vita prima di compiere un atto, un'azione qualsiasi, mi avevo sempre interrogato.
Ma l'impossibile non me ne ha fatto imbroccare una. Così viaggio ho fatto senza nulla. Ma in mezzo al marone. Poi a salvare l'ultimo. Da una scuola serale a settimana passata, per ad ogni me a casa via. Mi capisci, mi. E adesso se non pago entro sabbia le prati le affitto, que a rogna le affitto a camera in strada me butta. Posso cercare un posto? Niente. A stazione volevo portare i vaisi a un viaggiatore, i facchini, e me le saltai addosso dicendo che non sono un tesserato. E così mi sono detto, basta. E sono venuto qua. Ma cosa volevo fare? Ah, niente signorina cara, mi ero toccato in testa che transizione con se stessi non bisogna fare. E con lottare come un leone, ma a parte gli almenetto, sistematicamente mi sono rotto il muso. E avevo detto, adesso cambio registro. Invece di far lavorare a coscienza, faccio lavorare il cervello. Perché vedi, è un appuntamento quotidiano al quale non si può mancare. È appuntamento con appetito. E a segategna perché ho detto, beh, ne passa altro per la testa cara signorina. Da basso ho visto un carretto dei pasciuti. Dove vai adesso? Vuoi farmi buttare fuori dai servitori? Io senza che me fraintenda, vogliamo personalmente Ho capito. Skate! quello che posso. Elemosina, grazie no. Lavoro. Perché vedi, a carità, è come un goffo di acqua. È da ristoro e gargato. Ma il buè resta insoddisfatto. Scusate perché il cavaliere d'Artiba risponderà che posti in azienda non è che non sa Maria cosa farsene di uno come me. Agavare un bel bieghe. Sono professore in botanica e il mio viene da Lua, quindi botanica. Oh, sono lanciarmi in 100 altri mestieri. E ho un odorato purissimo che sa percepire ogni più sottile sfumatura dei profumi. E il profumo che era indosso è, per esempio, se notte di Venezia. È vero. Vede? Malgrado questo suo papà risponderà, non ho bisogno di uno come lui, ma so per me che ho bisogno di lui. Com'è il cavaliere Gardini? Ha una casa, una famiglia e gli affari che va bene. E mi non vuole casa, né famiglia e né affari, bisognerà trovare una via d'accordo. Bisognerà. Ma forse le parole sono un pochetto grosse, ma cosa vorrà? Vederla e sperare in ea se sta tutto. Scusa Sar, capisci i suoi desideri, giustifico anche la sua ansia. Non mi pare mica rifiutando quello che con tutto il cuore in fondo vuoi offrirgli. Io continuo a ascoltare la sua coscienza invece che fare lavorare il cervello. Brava, e ora non ha capito niente, la parola coscienza interpretiamo in modi diversi, no? Sotto gli esami veniva sempre dei papà preoccupati, mi diceva, sa professore, so benissimo che mio figlio è un po' scadente, ma se lei volesse, e so che mi slogava una bustarea. Allora mi interrogavo sta magnassa, e ella mi rispondeva, accetta, non te vedi che te sia remengo? E il cervello invece mi dava lì a suggerire, no caro signore, per queste miserie non mi scomodo, la cifra bisogna almeno triplicarla. La sua coscienza era stata così, e in sto modo diria di averla tenuanetta. Sicuro, accettando a Bustalea sopprimevo ingiustizia dello stipendio da fame, non mi ha mai domandato la vita nei poasti nell'automobile, mi sa. Non ho un piatto in minestra, una camera, un vestito, un libro. E quando un uomo non supera sti traguardi, stare pur tranquilla che ha coscienza era sempre a posto. Ma Luca pretende il suo mestiere, sa al manco farlo. Lo savorla me regalare una laurea e che assicuro che non è stata colpa mia. Quanti anni sei che ha? Quei giusti. Sono contento di averla fatta ridere. Mariolina, sono il professor Vegno! Che aveva altri momenti da fare, che avevo uscita di anni. Avanti, caro professore. Cos'è? Anastasio, ciao caro. Sei il mio ex professore, cioè insegnava nella scuola che frequentavo lì. Che aveva bisogno di parlare col papà, ho detto che il papà adesso non esiste, ma siccome ti sai pare che sto discorso e abbia un certo carattere d'urgenza, io dovrei pregare gentilmente di spiegarlo di A. Posso usare, cara? Grazie. Piacere di conoscerla, professor. Spadoni, signora, da alcuni detto garofalo. Garofalo? Garofalo, signora, per aver creato a base di innesti un nuovo tipo di garofani, garofani acqua marina. Da altri invece soprannominato naso. Naso? Ma cosa dice? Naso, signora, per il mio sopraffino odorato che sa percepire ogni più sottile sfumatura di profumi. La signora, per esempio, adopera il profumo Cotì, mentre la signorina, come ho già detto, adopera il profumo Notte di Venezia. Magnifico che rasta del naso sul serio. E questo è il mio fidanzato, Gianfranco Piva, professore di matematica. Ah, professore, anche lui ora. Sì, di matematica. Oggi sa, se il giorno
del nostro fidanzamento ufficiale e insolita di dargli l'annuncio. Ma sono mica so contento di essere capitato in un momento come questo. Ecco, vedelo, si tratta proprio di questo. Se una cerimonia intima. Ma benissimo signora, non c'è niente di meglio dell'intimità. Le assicuro signora che mi sarò ripetuto 1.000.000 di volte. Quella ragazza farà un ottimo matrimonio perché lo merita. Che sei tanto bella. Un momento. Cosa un momento? Non aveva niente di offenderla, sa. Per carità. Vi ho detto un momento per farle notare che la frase "quella ragazza farà un ottimo matrimonio perché se lo merita" è composta da 21 Adesso è scommissimo. In un minuto secondo si pronunciano 7 sillabe. Per pronunciare dunque tutta la frase che lei ha riferito sono indispensabili 3 minuti secondi. E se lei detta frase l'ha ripetuta 1.000.000 di volte... 1 milione? 10 milioni di volte. Per 10 milioni di volte lei ci sono voluti esattamente 30 milioni di minuti secondi, ovvero sia 500.000 minuti. Primi pari 8.333 ore e 20 minuti, cioè 347 giorni in 5 ore e 20 minuti. La mia fidanzata è incredibile. So quanto merita, ma è possibile che lei le abbia dedicato tanto tempo da ripetersi, sia pur mentalmente, la stessa frase 10 milioni di volte? A meno che lei non le sia invaghito. Ma scherzi? No, ragioni un momento. Allora lei ha del tempo da perdere. Oh, ma neanche per sogno. Ragioni un momento. Da quanto la conosce? E da quanto... Ma scusa, caro. No, permetti. Voglio assicurare il professore che quanto sostengo è esatto. No, io lascia di signorina che stupisce a divertirmi. Lei si diverte nella vita a commettere degli errori. Incredibile. Voleva dire che ne conosce. Da 10 anni e già era grande così. Ma se l'ha avuto sviluppo precoce, 10 anni fa la già era grande come adesso. Voi non mi conosco da quando che già era platea. 10 anni dunque, il che significa che, completatemi a rivire stili, lei ha dedicato a Marilina 24 minuti e 36 secondi al giorno, cioè per 10 anni lei ha ripetuto ogni giorno la stessa frase 492 volte. Cosa ne pensa? No, ho detto 10 milioni, tanto per... Male! La matematica non si scherza. È l'unica scienza che può dimostrare quanto fallaci siano non solo le azioni ma anche le intenzioni degli uomini. Scusi, lei è abituato a prendere così sul serio tutte le cose. Naturalmente. Ma di che cos'è, professore, lei? Ah, di botanica. Se io le dicessi, caro professore, prenda questa gardenia bianca, che cosa mi direbbe? Prima di tutto questa è una rosa rossa. È una rosa rossa. Dunque, avendo io affermato che è una gardenia bianca, mentre è una rosa rossa, o sono un distratto o sono un imbecille. Caro professore, dopo questa dimostrazione spero non mi venga a dire che si fanno giustamente le guerre per assegnare spazi vitali a una simile razza di gente. Insomma, negava gli imbecilli. O del distratto A monte, o a del... monte. Negava sono signorina, sono un imbecille. Caro collega, su questo argomento non possiamo discutere. Prego, secondo Sì. Oh, caro commendatore. Avanti, avanti, tanto sei ben arrivato. Sì. Anzi, mi soliti 5 minuti di anticipo. Ma, come va, mie piccole? Siamo bei a bu, Stiamo bene. E capirà con chi si è passuti, mamma, è come... Non fa parte del fidanzamento. Guarda bene, e avanti chi se ne quei speciali, sa. Misterio. O sei ungheresi della stessa. Che avevo tutti i maschi ungheresi. E da allevamento e femmine, sa, amica, quasi sconquassate. Disgrazie, signora. Disgrazie quando che femmine segremente già. E il caro cavaliere? E il papà doveva arrivare a Montgomery. Ah sì? Il benedetto uomo che avevo tanto raccomandato di essere puntuale. Che c'è più tempo che Ugani, signora! Più tempo che Ugani! Sentirà che roba bellissima, Coi visi. Ah, coi violini e il vuol dire. signora! Ma contravassi gli ironi, ise, così! Oh, stai attenti, ise. 3 de spae e 3 stracui. E guarda, non stracui de spae. Sei talmente in colpa che se non è che fa caso, sa, fa confusione. Non sa che distinguerli. Io so che anche qua si gode buon attore.
Ma sta bottiglia è piuttosto tristoina, sa? Vedi che taglio con portaia costa parea? Mattina una bella sviolinata, sa? 4-5 tocchetti di pan fresco. Un bacio. Te voglio gagliarda come tomare. Ora quasi quasi che si dia la dichiarazione questa. Ma per me o per la mamma? Tutte no. Ma devono ancora perdere i pudori adesso, Io ho paura del passo il sesso, altro qui. Oh, eccolo qua. Oh, chi si vede? Benissimo. Domando scusa del ritardo. Per carità. Ciao, cosa sei tu, che ha grazia di Sì, Dio? sì, va là, tutta quella grazia di Dio, sono presente del commendatore per festeggiare l'avvenimento. Un presente? Ma se sei un presente niente, lo cambieremo in un passato, Buona questa, sempre mangiata, sempre. Vai a mettere a mano uno, dai. Adesso? Subito. La deflorazione deve avvenire alla presenza di tutti. Signora, ma ero contenta, Benedetta, ero contenta. Doveva avere avuto un minuto trovata così originale. Non si stai a cusciare, caro cavaliere, perché fa sempre in tempo a mandarmi a casa un centenario di euro. Sì, ma un conto di sorpresa è un conto di ordinazione. Tuttavia. Oh, buongiorno caro, vieni con me in cantina. E sto qua chi sei? È il professor Spadoni, papà. Buongiorno, come sta? Bene, bene. Venga Ru come in cantina, e mi pare più in gamba. Vabbè, come me. Spado. Ciao, dico a chi? Chi? Ma come chi? Quello che chiama Raffi adesso? Ah, un vecchio insegnante di Mariolina. Simpatico. Spado. Ma sta su, caro, sta su! Demo! Cosa voglio fare per vederti una certa? Te lo mandai in montagna, te lo mandai in bagni, te lo impegno di ricostituente, adesso te la moglie, cosa voglio fare per vederti una certa in erbo? Anche quello del professore, qua fai da fame ma sveglio. Cosa? Un professore di botanica. E ti dice un monaco. A bocca sta parola scienza. Anche in casa amici è una scienza. E anche fare per dirti una scienza. Io da 25 anni, ma non insegnate mica però. Non è caro mio che bisogna di essere cocco, Ciò che può stare sicuro che i suoi conti non darà mai d'accordo con lui. Le donne, caro mio, ha una matematica speciale e a volte considera il marito un dividendo invece che un totale. Mariolina è una ragazza perfetta. E ti dico un macabro. Tanto ricordare, ormai. Mamma che buona il Era panna commendatore, un bottino. Ah sì, Come la sai, soli? No, da un momento sono in cantina. Gli credo che l'amico Crosdocchio vorrà farmi una sorpresa, Se sa? mi facesse la sorpresa di stare un giorno un pochetto serio. Signora, bisogna guardare la sostanza delle cose, non le apparenze. Io, per esempio, io spariamo. E guarda che gnocchetti che ha fatto. Ma mi credeva che col suo beste cheto. No, importanti osetti, Benedetta. Sono mica adesso, dei fette fatte così, che sta a distillare interpiatto come tante pressioni. Senti che profumo che ha sto prosciutto, senti, si sente il profumo vivo. Vuole che io dica? E sarà un bel lavorare, sta sul vino, ma questa è arte, sa, questa è arte. Chi sei che dice mai del mio vino? Maria Vergine, cosa fa? Voglio fare star de stucco il commendatore. Voti, presto, voti, dai. Anche questo non è quel centenario che mi hai promesso. Questi sono alcuni esemplari che ho prodotto nella mia carriera, besa, marche depositate. Cavaliere, marche depositate. Cosa vuol dire?
E qua tutte vittime, sa. Come vittime? Ma tanti piccai, vede? Come i susani? Ma con questa differenza, i susani per mangiare bisogna prima che li cucina, che li taglia, che li sponcia, che li tormenta. Certo. E se queste bastano anche delicatamente e sparo, sti gotti, vieni! Ma sì, adesso! E senza bisogno del tiro bossone, senza- senza necessità di decapitarle queste innocenti creature. Basta dargli via libera e vincasi come un fuoco, come una carica di dinamite e sente l'urgenza di far fuori e sbrocca come la seta. Questi gotti, vieni ora! No, sta camera prende un lauro, la prende un lauro, Dai, tira fuori l'anello, dai, tira fuori. Ah, sì, dai, devo. Hai visto? Io vero neanche. E sarà vero il colore, ma il gusto sentire anche loro. Questo ai due fidanzati. Questo è il commendatore. E ne resta gustato poco che Paolo Vida Vicerini, cavaliere. Lo scrittore che ha detto quello che si taglia non si fischia. Bravo, te. E il cavaliere Cassini dice quello che va fuori non fa male. È proprio la mia idea questa, sai. Spumante del cavaliere Gattini, poi bevere anche una stella. Bravissimo, spumante per astemi. Che idea straordinaria. Ma lo scrittore. Papà, Tio Sano! Ah, spadoni, Dai. eh. Ma no, il gatto! 120 carte da le vecchi sappie scherza. E caro, quando ti si toro si può mostrare che i denti ho. Papà che voleva un brindisi. Sì. Chi sei che ho Ma fatto? il professore. Eh sì, è il mio che aveva promesso, no? E il vin viene da lui viene da botanica, non dice di essere professore di botanica. Ne proverò, non so poeta, ma è esultante. E 4 versi in testa di Godard. Sapevo come che se beve il spumante per sorbirgliene tutta la bontà? Con gli occhi infiasserai ben alto il naso, i lavari trincai come in un vaso. Che ne è sto mondo gente che fa del vino, ma nessuno supera quello del cavalier Gardini. Bravo, Sino che se cari fioi, Zitti, che adesso parla il commentatore. dopo parole, cari fioi, questo matrimonio è più di un matrimonio, è l'unione, diremo così, di due famiglie. Le due industrie. Ecco, Le due potenze. sappiate dunque che dal vostro amore è sorta una specie di collaborazione tra me qua e il cavaliere. Nel centro della città sorgerà un posto di ristoro all'insegna dei nostri due nomi. Ecco, è così da mattina a sera. E anche a notte. Tutti i cittadini e i forestieri potranno assaggiare le mie carni suine e i vini del cavaliere e tutti quanti mangerà e brinderà alla vostra felicità. Bravo. Benissimo, nel bel ristoro da voi creato, un caldo palpito mi fa beato. Si mangia e beve gridando evviva alle gramarche, Cardin e Piva. Sempre Viva il papà! Ma sai che sei proprio straordinario. Un portento fa un abbraccio Magna Benedetto da aver fatto sforzo. Le solite esagerazioni bisogna compatirlo. No, io che non compatisco, signora, sì. Queste etichette qua su queste bottiglie. Mi qua comandate i passuti senza marca. E qui qua marca depositata li metto in vetrina in vendita, no, signora? Anche Prosgocimo una volta faceva vin de casa senza il carteo, ma dopo il consiglio del medico de noveva lo franca in casa de sta porcaria qua. No, Mariolina, Dimmi, papà. ma girà scoppiato, cara, sennò il professore si fa fuori tutto. Entusiasta della vita, come ti del resto, Hai messo papà. in conto. È un rimprovero che vuoi farmi, Mariolina. No, caro, casomai c'è un rimprovero che faccio a me stessa, perché qua dentro mi pare di essere l'unica a non essere buona a fare i suoi conti. Vedrai che con me vicino. Volevo che andevo di là. Ah, sì. Gianfranco,
Ne suonerò qualcosa? Sì, vieni, Lea, Grazie. signora, te ne suoni per dai, su. La Sangallo, e vedrà che con chi ha trovato le spumante per la stemmi, cosa che ne cavo fuori. Deve essere qua a combinargliene, e non soltanto in affari. Lo capisco. Siamo fra uomini che indossa un certo profumetto. Che profumo? Rosa pallida, Parigi, marca depositata 1914, inconfondibile. Ne parla piano. Ma per cosa? Che ho paura che possa sciacquare o tradirlo. Ma chi sei io? Cosa vuole qua? Cosa stai agito? Perché è una E amorosa? parla piano. Beh, donne d'Europa, non vedete che è che adopera questo profumo? La signorina Yvonne, di Assai Margherita, numero 45, interno 6, secondo piano. Sono stesso professor 4 mesi e Yvonne ha detto, scarse o troppo discreta, no, già ero mica che pensavo e dicevo, ma come farai a vivere così pulito se non avrai il merlo che paga? Adesso capisci. Sotto una vanga dei complimenti. Veramente ci sta qui a tentare seppellire. Ma mi guarda, dura. Tu cosa sei Ah, niente caro, sono un po' cagato. Il problema è bisogno che sia esaltarsi in sto modo per cavarsi una giacchetta. Non tocco quelle pigiamani, ma date qui. Avanti che dia. Chi che so è per cosa che sono venuto qua. Sì, per farmi arrabbiare pare. Cosa? Non ho mai visto questi stati. Sa cosa che dico? Che se anche lei mi accusa ingiustamente, quella è a porta e sono io dove andare. No. Perché aveva da parlare, parla. Mi sento un poco meglio adesso. Sì, cara, bastante distante e parla. Signorina, sono affabile, pieno di discrezione, lavoratore di gran fantasia. Lo ha riconosciuto io stesso. Signorina sapeva che il suo affare sta per svilupparsi e forse era a pensare, ecco un bue che fa per noi, se non è affamato. Gli affamati non sono pericolosi, si accontenta degli ossi. Sì, non paga a dir sentirsi adesso. Non avevo pensato al bue da lavoro. Ma insomma, tanto che vuoi spiegarsi. Ho un posto sulla mia agenda per le persone brave e oneste, c'è sempre, no? Caro visto? Mi spiace signorina per star so contentezza, ma rifiuto. Rifiuta? Avevo già detto, carità niente, saluto. Un momento. Ma dico, non suoneremo mica il suo di Busottica. Perché mi... Ma mi torna un'altra giacchetta, ti corri su. No, questa è mia amore. Il nostro strano incontro, questo suo modo di comportarsi, mi sa un pochetto Avanti, vuol dire Riccardo. Se lui che aveva detto? Guarda, non mi degno neanche di rispondere. Mi credevo di potermi permettere di così, di scherzare un poco con lui e così non tira fuori il discorso della signorina Yvonne. Guarda, lui pensando di fargli piacere. Mica conosco. So che si innamorava sul serio per la prima volta e io non me ne era mai parlato. Ma è a chi si mata Drio? Cara la mia logola gorgheggiante. Beh, robe, qua ti farò contento me. E non mi farà contento me senza sospettare che voglia portare lui. Ma senti, così mica che non mando scusa. Anzi, pensavo proprio che vado a proporre un posto di agente di pubblicità. Accette? Qua! Da uomo col patto di smetterarsi tutto quello che sarebbe detto. 50.000 lire al mese senza provvigione. E in compenso che davo un consiglio, non si metta più quel profumo. Ma tutti non mia il naso che galuscia. Questo lo so. Oh, finalmente si torna al sereno. È sereno, ma splende il sole, cara. E se sta che il giossetto di vittime che avevi turchiato un po'. Ma adesso devo buttarmi una scanta. Cose grandi, non spargete la voce, fate dire, cara, fate dire. Anzi, riuscito ora. Riprova. No, anzi, mi congratulo che in fondo non avevo bisogno di me. E a me la dà slancio.
Sì, va bene, soltanto avverto di una cosa. E sì, qua dentro me posso permettere il lusso, si intende, vero, qua compiere una buona azione di indulgere innocentemente il papà, ma non permetteria mai che nessun altro facesse altrettanto. Questo si ricorda. Ciò, a Gavare, finito di parlare da soli, che de buona creanza. Lascia andare, signore. Dove sei andato, papà? Le zendate hanno, si sentiva tanto. Oh, Maria Vergine, cosa galo? Niente, non caro, fate confusione adesso. Con l'idea anche di che ci spero e non parla, vedete. Ma che non c'è niente di male. Che ne sai? Saresti io per caso medico? No, commendatore. Professor di botanica, vero? Per servirla. Ma mica poco a servire. Per cosa? Tanto per dire, sa? Spadoni, Sì, signore. Dica la verità. Mi non che sono simpatico. A 7 domande e buona educazione non ci conosco. Ma qua siamo in casa degli altri, quindi... Mi sono in casa del mio parroco. Sì, se l'abbiamo combinato proprio adesso. Sono il nuovo agente di pubblicità. Ah! Agente personale della ditta Gardini. Naturalmente. Perché? Mi dispiaceria forse che io diventasse di tutte e due lì. No, non dico questo. Vedo che è amico di famiglia e là almeno il tutto non faccio appressamenti. Mi sai, io giro poco per le famiglie e non conosco nessuno e mi interesso degli affari. Ma così, a colpo di occhio, lusciato odore. Scusa, volesse essere un odoretto allusivo, perché mi si sente un sarto odoretto. E gli assicuro, caro commendatore, che non c'è sarto quello che crede di sentire lui. Non capisco. Meglio così, guarda ciò che mi vuole lasciare offenda. Ma mi esigo che... Cosa esige? Lui può esigere soltanto che siano iscritti nell'associazione del quale è il presidente dell'associazione del buon costume. Vorresti fare dell'ironia? Sta frase esige una spiegazione. Lui mi stussega e mi difendo. Conto suo. Sul conto mio cosa? Ah, sono proprio curioso. Non sta a ridere. Un certo naso. Sì, cosa sente il suo naso? Sentimo. Sente odore del profumo. Rosa pallida, Parigi, marca depositata 1914. Sì. Sì. Profumo che adopera la mia fidanzata. Sua? La mia fidanzata. Perché? Oh no, per carità, non mi interessa. Fidanzata regolarissima. So vedovo da 15 anni, mi sono innamorato da loro e adesso ho deciso di risposarmi. Mi troverà che non si morai perché confio grande, ho 65 anni e la mia fidanzata che ne ha solamente 35. Ma la mia associazione mi la tengo con onore, caro signore. Ora dire che in fondo posso anche credere, vero? Che certe cose non le potrei fare, non le potrei avere anche per appunto naturalmente per la mia età. Ma nessuno mi potrà dire di avermi visto in 2 anni andare in altra casa che in quella della mia fidanzata. Quindi so a posto. A posto, a posto. Immaginati fa le lingue come a sua, se tu sia presente. Ah sì? Sì, che mi tua mujer nessuno sa, neanche la mia fidanzata, perché avevo visto che prima fosse fidanzato ufficialmente mio figlio. Ma ancora che mio figlio sia a posto darò un annuncio. Sposo la signorina Yvonne Battistini, abitante in piazzale Margherita numero 45, interno 6. Tutto regolarissimo. Sono tipo a meno. Ecco, e ora faccia meno del fare il diavolo. Tanto antipatico il mese e antipatico il meretta. E se vanta del suo naso, e va del mio. Lo vedo. E anche lui ha un naso matrimoniale.
Vado a dare l'annuncio. Ma aspetta! No, ma neanche un secondo. Scusa, quel cavaliere Osalme fa un colpo. E non va fatto. Fiate cognac, presto, Ma picciolino. cosa è successo? Doggi vuol beverci stamai, giù gliela feo! Cosa dice? Dice dopo la mia gorgheggiata. Allora non me lo vedete. Si capisce? Ah, moglie! Chi crede che a Rodola sia Ea? Se hace così, siamo a cavallo. Gusto un fià di tè? Un fià di caffè? No, mamma. Un po' di fetta, un fià di prosciutto? No, non voglio di niente. Niente, se buon pariocchi, ti sei io di scolarte. Guarda in che stanti che ti dai dopo. Stanotte sono venuto a spiare alla porta della tua camera, le doti già eri ancora svegliata. O sagas, tu confidete con tua mamma. Niente, non ho, niente. Va bene, non c'è bisogno che te te arrabbi, ma il fatto sia che con tutti questi misteri ti e tuo padre ne mette in crose. Oh, adesso è tirato il tasto giusto. Nel papà. Vedis tu? Se mi ero svegliato, voi altri c'eri ancora svegliati e tre. Trasevi. Ma i vostri sospiri se dava botta e risposta. Posso vedere ciò che questa si diventa a casa dei sospiri. Anche a te anche se di non spiarmi. Sì, ma dico, i miei nervi se puoi capirli, vero? In fondo io sacrifico sue fortune de casa Gardì. Dove lo lamenti? Se capisse in quei, ma il papà, giuro che in certi momenti mi pare che daga de volta al cervello. Ah sì, ti tanto lo tocca a te. Da quando te pare che sia via con la testa? E da quando? Te lo dico mica, il giorno del tuo fidanzamento ufficiale. Meglio del giorno che in sta casa se entra il professor del naso. Oh, dico, ma cosa te salta adesso? Mira tesoro, no, mi tremo. Sbaglierò, ma sei come un ciodo che mi si gaffica nel cervello, non ne posso più, lascia che sbroca. Ma di quel professore ne sei simpatico. Ma dite che vuol ben. Sì, va, fammi piacere, perché in 15 giorni mi ha mandato massi dei fiori. E sei botanico, l'ama la sua professione, no? Non ti senti come che parla? I petali vellutati, i gambi che non si sfilacciano, le corolle vergini. Poi non te la manda a te uno dei fido massi. Oddio. Cosa ti ciappa adesso? Che tuo papà sia geloso di me. Oh, vabbè, ha fatto un battuto. Lo sai che il commendatore sa qua, senti, il commendatore ti aspettava. Sì, devo pregami di venire. E per cosa? Se da quel giorno che non lo vedo, e voglio sapere se anche lui ha notato sto cambiamento. Sul papà? E su tante altre robette che mi par di navigare fra i misteri dolorosi. Guarda, non fare di confusione, sa, stu perché mi ora. No, ma cosa che te ciappa? Niente non mi ciappa. Io che il bene a te. Dice che il professor sa, no, il botanico tipo di massi elettrici. Mamma, se Scusa che vuol dire che viene il professor Gianfranco? anche lui adesso. No, veramente. Non capivo il cataplasma, mi tenerò qua su stomaco lì. No, bisogna dire che pare il tomoroso di dare le delicatezze che commuove, ma se la sta così sposaino che segna ancora e mi son tomare. Oh, caro commendatore. Signora, ciao piccola. Posso usare cara? Lascialo stare, perché sei immerso nei suoi misteri matematici, sì. E se va a misteri tanto profondi che tu per la mia franchi che va a tabacchetta come un sigaro. Non sa smentegato sul sigaro e anche al resto. Commendatore caro, sei innamorai, sei tutti un pochetto stravanini. Vede, te trovo giustificazione, tutto di lui, stai vero? La fortuna che a Marivina che vuol pensare. Questo sì, non la diria proprio cotta, ma insomma. No, la messa cultura del matrimonio sei l'ideale. Ecco, proprio. Oh. Sei vada. Insomma, ti vuol proprio spiegarmi o se stai passione. Ma ti assicuro che fai questo. Ma non capirò per niente, non lo dico. Mi spiace, cara Mariolina.
Ma per la matematica non c'è proprio vocazione. Invece mi dispiace che non te capiti qualche altra vocazione. Per esempio? Come per esempio? Sono una donna caspita e ti non te ne parli che dei numeri. Ma è nel numero la bellezza, mia cara. Che La dai. perfezione. Nel calcolo sublime, l'azione sublime, poi la matematica è amore. Ecco la professione che tu non hai ancora avuto il modo di capire. Di avere un matematico vicino a te. Se fortuna che capita a pochi queste, molto che non lo capisce. Tu hai l'aria di scherzare sempre e non sai che una volta penetrata nel suo spirito, la matematica è anche divertimento, spasso. Non sai quanti scherzi allegri si possano giocare ai digiuni di matematica come te. Può darsi, ma ti non ti sa che scarsi egri puoi combinare i digiuni di matematica ai professori di calcolo sublime. Me lo dice per esempio. Ma, Ma, beh, cosa che aveva a dirmi? mi deve scusare, sì, sono un po' disturbato. Sì. Sono 3 o 4 giorni che pensavo di farlo, ma titubavo. Ma cos'è che mi impressiona, Benedetta? Prosdoci, Beh. non lo sa più lui. Neanche in casa? Perché anche fuori di casa? Sì, ne avevo visto preoccupato. Come qua. Sì, che fai che va bene, se il dottor si sposa, che non comincia a stabilità tra me e io, ma io dovrei essere pieno di orgoglio, no, con me, E invece, nel caso di alti e di bassi, che non vorrei che diventasse cronici, sai? Sì, se lo possa fare. E parla, se contraddisi, non fa altro che domandarmi scusa. E tutte le volte che ci incontriamo per strada o che siamo di a parlare, l'interrompe il discorso, mi si butta addosso del slancio e una voce che sa in mezzo di rabbia e del pianto mi dice: tu, lo stoccio mio, tu. Così adesso nei momenti così di affetto, dopo continua a darla del giusto che abbia domandato. Ah, e sai cosa che mi risponde? Ti domando perdono. Tu non sai il bene che ti voglio. Cercare qua sotto che sia qualcosa. Mi non so cosa, ma bisogna cercare, scoprire, affrontarlo, se no poi finisse per commettere qualche strambesso. Tosca, adesso non stiamo di sai. Piuttosto che facesse con gli altri quello che ha fatto come ieri. Ma voto che era base la gente per la strada. E doveva darmi un assegno di 100.000 lire. E me ne dà un altro da 200 senza neanche una cosa. Dico il che scrive. Se va là, il amor, credeme. No, piuttosto un dubbio, sai? Ah, sì? Il professore di botanica che vive in testa casa e che si va a impiantare a Siena. Il cavaliere lo conosce, dopo non lo conosce più e dopo lo conosce da nuovo. E dopo si faccia fare da 2 svenimenti. Sì, dai, gli svenimenti che giorno che se venuti per via dei colpi che desidera restare sul stomaco e che ne aveva mangiato un caino e l'ho detto anche al dottore. Prostocimo gas cominciato a tracciarmi il giorno che si capita qua il professore di botanica. Per la verità, non pensate a guida stessa. Ma può trattarsi di una coincidenza. No. Chi sei io? Chi sei io? Cosa fai? Dove stai? Oh, non ti lo sa, A me mi sono informato. Non so spadonino che mai insegna in nessuna scuola della città, non si sa ancora dove che sta da casa. Ma sei sto sicuro? Come che sono sicuro avevi scassato 314 franchi. Allora non che se proprio dubbi. Marina, poeta, lo conosceva così lontana. Perché? Mi ho paura che tuo marito si abbia fidato a oggi sarai di sto individuo. Ma sopra mia adesso, dai, sopra mia. E io mi informerò, cercherò, guarderò. E se non sarà niente di vero di quello che ho detto, che mi troverei a parlare in buona armonia con questo individuo, vuol dire che mi sarò sbagliato. Ecco. Oh, il nostro commendatore. Caro professore, sempre allegro, Pare che siamo tutti allegri. Del resto qua mio dico ciao e tondo. Mi trovo bene. Questo è proprio il mio ambiente. si vede. Bianca e assomata bustarea. Chi
chissà quanti segreti che nasconde, Segreti che una volta svelai si tramuterai in fortune. Bravo, bravo, bravo. Auguri allora. Vai via, non sarò mia a farlo scampare. E che ancora le nasse è quello che mi fa scappare via. Mi parte mai un uomo. Gli uomini di affari. E lui? Lui non ha nessun pensiero, fa i suoi doveri. Dico il dovere trovarne 4 col cavaliere. Anzi, ecco qua i miei soliti 5 minuti di anticipo come commendatore. Il cavaliere avrà i suoi soliti 5 minuti di ritardo. Se disturbo aspetto le ha. Senta, voglio dirle una parola. Esso qua, signora. Non so come scomissiare. Coraggio, coraggio. Insomma, lui mi è simpatico, è quasi che voglio bene. Le voglio senza che squasi. Mi ascolta un momento, cerca di intendermi. La Mariolina si è fidanzata. È un giovane come lui, che viene su esoso per casa. Signora! Ma non se n'abbia, per mai non vede come che parlo con calma, con delicatezza. La mamma forse le ha sempre delle preoccupazioni esagerate, non ciappa in cattiva parte quel che le dico e cerca di rendersi conto delle convenienze. E che sei anche il professore? Buongiorno, professore. Buongiorno, sì, ma visto che il cavaliere tarda, mi una volta da sbrigare, pago e torno subito. E lei la prossima. Cosa che ha studito? Ti c'ha quel commendatore? Non parla a fianche che se quanta sta a fare la stupida. Te l'ho detto Mariolina, un gioco da bambini. Vedi, una puerilità ti lascia divertita e sbalordita. Ci si tormenta, ci si consuma alla ricerca di un benessere, di un amore, di una felicità. E non ci accorgiamo che tutte queste cose sono racchiuse in un numero. Il nostro tosto, cara signora, è di essere ciechi. È di pretendere dagli altri ciò che possiamo e dobbiamo trovare in noi. In noi che siamo un problema sempre possibile di soluzione. In noi che siamo unità, quindi cosa perfetta. Intanto, visto che sono riuscito a divertirti e la cosa mi commuove, scusami Mariolina, domani torno con un nuovo problemino. Non pareva proprio che facesse l'amore coi numeri. Convincete cara, la matematica altro che la botanica. Te lo dico. Lei ancora visto, professore? No, quanti sei? È dovuto che sia, ne ha pampa. Credevi che fossi in letto? E invece era in letto proprio. Perché? Ora in letto. Mariolina te l'ho godito e sta poco ben. Un altro di nuovo. Ma se voi in letto tutte le sere anche se si crepa dalla salute. Che ragionamenti. E poco bisogno di isolarmi, di concentrarmi, di riflettere. Ecco tutto. Del resto gli orientali sta collegato tutto il giorno, no? Ma ti non che sei mica un orientale? Cosa sa stu ticchi me antenati non abbia combinato i fastidi? Mia pensatura può essere sta benissimo una odaisca o una favorita del gran can dei tassari, no? Ma parla bianche che sei quarto fia. Ah, che certe robe se meglio che sappia, a volte si crede nell'illibatezza delle persone, nella loro onestà, nella loro dirittura, invece dei dritti gegobi, storti, intercolai, che il mondo non sa che apparenza un lettamaio, anche se il profumo delle marche depositate da Parigi 1914. La Teresina del bambino Gesù. Anche i profumi del Parigi adesso il tira fuori. Ah, qua che vuole un dottore. Qua che vuol proprio. Anda stanno a combinarmi stupidaggini, si no, tiro su mondo da far cascare a casa. Ma papà! E venga lui. E ti dici che prega su Santa Teresina di non chiamare un dottore, se no la porta fuori la finestra. Voglio dire, presto! Vago, ma calmi te cattivo. Ti ripeto che son canno! Un dottor per cosa? Donne, caro, donne, e quando che c'è tempo da perdere. Mi sei un mezz'ora che aspetto. Se 15 giorni ti aspetto di morire, ma non si muore. Ora, segui un'allegria al cuore. Professore, Ma caro cavaliere, ma cosa gli nasce? sono un vinto. Non ve ne posso più, bisogna che mi aiuta. Non mi può preparare il progetto per l'angelo della pubblicità. Ah, è pubblicità, me ne strapiccio di pubblicità, di azienda, di fabbrica. Lei, capisci? Lei chi? La donna, Yvonne. Non sei contento? Ah, Ho rotto tutto. magari.
Mi vuole. Per forza si innamorava. E appunto sto amore tenace, crudele, insensato che mi tormenta, che mi despera. Bisogna che vada con calma. Abusare a una certa età può essere pericoloso. E abusarsi, mi dico che voglio finirla? Come? È già stupido. Ma non stare a spropositare. Come si può essere stupida in una come io? Con quella voce, che pare un giulivo grido dall'odola anche quando ti è volata neve. Che quando ti accarezza, quando poi ieri sgrisoni. Come qui oggi, che quando ti va, impisa, imbrusa, incenerisce. E ora, da 15 giorni, da quando ho saputo che diventerà la signora Piva, mi do il cuore come un torcio. Che sigo, basta, la situazione insostenibile e mostruosa. Parole al vento, e continua a torciare e torcia. Non scoa più mosconi mastei, ma fiumi di sangue. E a me butta i bracci al collo e con 4 basi mi maturisce e io mi maturito cieco. Anzi, situazione questa non mi pare che valga la pena di disperarsi. Ah no? Il commendatore, la signorina si sistema, ma lui invece sa l'amore, il capriccio. È il mio, no? Anche se di mezzo Piva, voglio capirla o no? Piva, oltre che amico, e se adesso socio, mi pare che restiamo nella tradizione. Ma non stai a scherzare. E uno sta a esagerare, con amore non si scherza. Come, caro cavaliere, a me mi sembra che lui si abbia comportato bene. Bisogna che si metta in testa che questo è un caso di forza maggiore. Già, la forza del destino. Oh, vediamo se ascheta. È il commendatore, è il muso da ben collocato. Questo sì. E allora meglio lei che un altro, almeno tutto resta in famiglia, no? Questo ragionamento il via, ma mia figlia, ecco il punto. Cosa che entra, signorina? Ma che entro di sicuro. Io dovrei accoppiarmi non solo con la matrigna del marito di mia figlia, ma con la suocera di mia figlia. Orrore, orrore, una suocera, baluardo insormontabile. Certo che farsi manellare una suocera non va da essere piacevole. Vedi, e non si finì, E ne è ancora. Bisogna che sappia tutto di sé da aiutare. Quando calzino in voglio, se che cavo i boroni del tinasso per dare che vestito. Mi fanno schioppare cavo boroni e caneoni e che la verità trabocca. Nella vita l'ho sempre ciapato vento in poppa. Beato lui. Ma i brogli che hanno fatto un cammino. E mi sono sempre consuelato dicendo il riparo della stessa moneta, chi della moneta falsa mi paga. Mi frega chi mi vende uva, mi frega il cliente, mi frega lo Stato con le tasse, mi frega il fisco. Affari con guerra dichiarata, la lotta aperta subito alla sotterranea, alla fine vince il più furbo, il più intelligente, me. Ho fatto milioni, ma ecco che improvvisamente a me inturbio, a vacillo, a me pare di muovermi in mezzo al caino. Paura diventa tremato, ossessionata dall'inganno che stavo per fargli a mia figlia, le ombre delle mie vittime, di tutte le mie vittime, che salta fuori e diventa folla, coesione. E stanotte le ho viste tutte, e pareva che mi dicesse, già divertì imbrogiarne, proviti adesso a imbrogiar tua figlia se te si può, e a fare ea le nostre vendette. Così, a quel caro visetto di Mario Igna sul cuore, e i fantasmi delle vittime che mi buega davanti agli occhi, e i milioni interi addosso. Tanto che con tutte queste maurette deve sentirsi piuttosto a tocchi. Stavo male, bisogna che mi aiuti. Qua, caro cavaliere, ma non vedo. Ho paura di aver fatto un sproposito. È giusto, un sproposito il mese. Lo so, il me la sa fare a me, non si mette in agitazione. Per fortuna, solamente 10 etti vi dico. Cosa che sei passata a testa, darmi ordine a Kimblì a gonda ragioniere cavalli i caneoni e i tinassi per distruggere tutto. Ma che mi dica che un'altra volta è San Vero? Sono angosciato. Ormai che ragioniere beve sempre, potremmo dire che capivo mai i soldi, che agio sotto i fumi della baia. E dica, adesso strambesso non che mi ha parlato altri, vero? No. Io mi domando dove che vuoi arrivare, cosa che vuoi a fare, allagando le cantine, distruggendo una ricchezza, ma cosa credevi? Che i fantasmi che fossero riconoscenti, che io perdonasse? Sono un esaltato, sì, lo capisco. Sono in crisi, sei tutto in crisi, io sono in crisi anche me.
Francesco se cava il vestito e se la presenta nudo davanti al vescovo per mettersi sulla via del bene, mi cavo i cannoni e tutti i fusti, faccio saltare tutti i fragili delle bottiglie e quando avrò distrutto tutto e sarò simbolicamente nudo mi presenterò alla folla per dire che ecce homo. Pensa a San Francesco che andiamo a piangere coraggio, andremo... Beh! Lo so che me lo bene. Tu non sai il bene che ti vuole. Lo so. Ma cosa è sta unità? Cosa è sta lettera? È una lettera che ho scritto non si indirizzava a lui. Maria, quasi un preludio a rottura dei nostri affari, rottura. E se lui è sto mistero che ne sa che cosa potrei per il momento di mettersi da una parte. Vabbè, come che vuoi? No, è il professore, resta. Così è, sì. E ora sto signor se puoi considerarlo come uno della famiglia. La famiglia in sti affari non entra. A se capimo tra mio. Se lo trova dappertutto, sapete che diventa indispensabile come il pecore in tia consa dei sardi. Se mi sarò a consa, qualcun altro starà al sangue. Aspetta, una cosa là. Gli dato però al posto di sto mi so fuori con 12 milioni, caro cavaliere. Come me? Ah sì. E guarda, i lavori da restauro sono scommissati. E il disegno di immobili sta al setto di comune, d'accordo, vero? Come tutto il resto. Abbiamo discusso per fine sull'imbottitura dei panini e sta proprio a insiste doverlo combinare con metà affettato, metà cetrioli e altre robette scenapate perché tu sei allargato e chiama più in. Dico accettato a fare anche se mi dà le chiave. Cosa è successo adesso? A mettere il bastone fra Eliode e il padre. Mi ritiro dagli affari. Cosa? Anche se un contratto è mezzo, caro cavaliere. Lo so, ma mi sono straco. Vabbè, se sei stracco, se senta. Non basta sentarsi. E non basta neanche coerarsi. Insomma, mica voglio bene. Ed è appunto perché ti amo che non ti opportuno fare affari insieme. L'amore, la bontà, il disinteresse possono unire, ma gli affari dividere. Storie, i patti separati, mi fuori con 12 milioni di E non euro. via fuori anche a me. Metà e metà come stabilito, metà e metà di tutto. E appunto questo noi altri non potremo fare metà e metà di tutto. Capisci che genere? Ma se che sei nel È contratto? un contratto assurdo, mostruoso. Insomma, avete ma non capisco. Anche l'uomo e la donna si promette di fare tutto a metà del lavoro. Ma cosa che E lascia stare, poi viene il momento che uno defrauda l'altro e io non voglio essere a causa di un inganno, io non voglio defraudarla come non voglio essere defraudato. Dica dai come che fa a parlare, sai. Chi sei che lo è affrontato? Ma non tu, Cesare, Ma no. guarda, finisce a costare non tu e parla come che hai insegnato a somare invece. E va bene, sono io che non voglio defraudarla. Come può essere? Anche sarà un cammino quando che si tratterà di far tornare i conti. Si può Aretti chi torna sempre e lui sa meglio di me come farli tornare. Sì, e lui pensa che mi... Ma no, non io cosa dico, mi lo imbroglia via. In gli affari non si ragiona, se l'istinto prepotente che comanda. E il mondo va avanti perché c'è il bene e il male, gli affari va avanti perché c'è il furbo, l'imbecille. Le nostre intelligenze, commendatore, non è allo stesso livello. E guarda la sua testa e poi guarda la mia. Cosa game? E mi domanda cosa chiarà, ma basta che si dà una occhiata a specchio per il vincitore sarei io. No, restiamo come che siamo, niente società, ognuno con la sua responsabilità, con la sua individualità, senza niente da spartire. Che costò spartire? Noi altri 6 anni hanno messi insieme appunto per unire, non per spartire, per unire due famiglie, due fiori che si vuol bene, 2 industrie. Oh!
Marluina vuol darghe il ben servito a Gianfranco e lui approfitta di sta scusa per mandare a monte il matrimonio. Ma cosa si insogna? È evidente, è chiaro, rampante lucido. Un nuovo partito si profila all'orizzonte, un giorno costuto, simpatico. Non importa se sei un farabuto, no, anzi, perché i farabuti in affari da garanzia. Mentre invece matematica diventa un quinto. Ma un sproposito, Benedetto. Marluina sposerà Gianfranco e appunto per... Padre! Padre! Ancora a monte gli affari domanda alla monte il matrimonio? Lo ho capito dal primo giorno che ho visto in questa casa. Già, nemico pubblico numero 1. Ma io sono un gangster. Ah, che Luci, mai esistito come professore insegnante. A Remengo, cargo de debiti e residente non si sa dove. Professore, come che lo vede in persona, è garantito come i nostri prodotti. Professor, senti cosa che dica. Sento. E non rispondo. Caruso dovesse badare a tutto quello che dice la gente. Ma è il commendatore che fa delle accuse e si difendano. E da chi? E da cosa dovrebbe difendere? Così in casa mia e mi lo esigo. Lui non esige niente, lui mi ha offerto un posto nella sua azienda e certo non se lo smettere che mi aveva offerto spontaneamente. Resto qua non siamo in tribunale del quale mi doveria o poteria aver paura secondo quello che dice lui. E non siamo neanche di fronte all'opinione pubblica della quale lui ha paura. E dica, sia un'insinuazione o una minaccia? No, è soltanto una precisazione, posto che nella vita aveva soltanto l'azione che si compie. Lui si è incontento con l'imbroglio, non puoi negare. Può darsi? E lui non tiene in casa i passuti senza etichetta e metti in vendita quelli con etichetta. Non vuole diventare consigliere comunale per far meglio i suoi affari. Così invece il mondo non è con imbroglio, un gran imbroglio. Ma caro commendatore dei miei stivali, se mi imbroglio faccio per difendermi dalla fame. No! Addirittura assalto alla diligenza. Senza il mio cane, ma anche il mio sguardo. Vuoi spantare, puoi spantare soltanto swing, devi su tutta la vita in mezzo alle porcarie. E certo per questo non puoi sentire rimorsi. Per i miei innocenti imbrogi mi posso guardare in faccia a tutto il mondo. Ma che se chi gli occhi bisogna chi sbassa. Perché quando che se ne stringe a me amico e sta il trassettare il corteo, ora la vita e la furbaria, l'intelligenza non entra più. Salta fuori la delinquenza, salta fuori la coscienza. Per tutti vi è il giorno da rendere i conti. E ora quel giorno se voleva parlare, ma se ha paura, se vergogna e se tase. Severo. E quel giorno è bien. E quel giorno i vigliacchi scampa. Ma mi non sono un vigliacco. Mi do il coraggio delle mie azioni. È la mia vittima che sigo, Cesare. Amico, te l'ho fatto becco. Pensavo che io non gli sposare i vostri. Guarda. Lui è Ingo. Adesso capisce qualcosa che non posso piantare al posto del ristoro. Pensaria a ristorarmi solo. E lui ha seduto sto tananai, arrivo. Sei da sposare? Ma ne faccio un piacere. Che giorno tirava una certa aria e non c'ha il mio fidanzamento così tanto per guadagnare tempo. Dunque non la sposa? Ma fosse matto, Benedetto! Dio giovanotto, doveva fare geste. Giovanotto è un già. No, caro lui, se crede di cavarsi così se sbaglia di grosso. E sono umiliato davanti a lui, credevo di sacrificare sull'altare di onestà e di amicizia. E invece non ho fatto che il piano. Ecco Zanogo, che per fare un piacere mi mette i corni. Ma lui poteva avvisarmi prima, lui va a approfittare a buona fede di un innocente. Mi! È a colpa di chi? E voglio che sia mia allora. Sua! No, Sua no, lui! professor, non Lui riesce sei a fare. lui sei responsabile. Potevo guardarsi in viso adesso che carte sei in cuore, caro signore, e tirare le somme. Senta, Non ho niente da sentire. non so, qualcosa che si scalda tanto. Guarda che calmo che sono. Gangster, uno. Geste sarà lui. Mi sì, e me ne vanto. E non devo via. E guardiamoci negli occhi come che dice lui. Ma cosa credevi? Che fosse venuto qua in sta casa così con ricatin da putei? Vivevo una lera delle armi segrete, caro signore.
E lui sa come che sono quello che hai fatto una volta. O meglio quello che hai fatto una sua vita. O meglio quello che hai fatto un giorno. Vede che si intendemo. Mi non so cosa che vuoi dire. Che ripeto, che si intendemo perfettamente. Guarda, so anche a massacrare. Che davo ancora 2 minuti di tempo per riflettere. O guerra o pace. E prove dei propri diritti, commendatore mio, non si riesce mai a nasconderle tutte. E che a prova che ha fatto perdere i sogni e anche appetito, quella prova è algo mio. E guarda, ancora 1 minuto e 50 secondi. E poi squappero tutto. Scusa cavaliere spavato le forze, ma se quel testato che mi obbliga. Avanti, sfida. Ah sì? Sì, Non si pendirà. Avanti. Giocava la rimorsa. E parla che dico. Non pensa che ne ha catastrofe strasina anche il cavaliere. Avanti che dico il Questo è parla. proprio sai io la frenesia del martirio. Avanti, se no sigo me. No! Ma cosa sarà il fatto? E chi lo sa? Che è sempre un punto vulnerabile. E adesso che ho messo in chiaro tutto, avanti, dammi studio. No, aspetta un momento, vedi che stati che sei dopo? Cesare, Cesarino! Lascia stare, andiamo. Tu. Lo sdocci! Ormai lo sappiamo tutti e non parliamone più. No, ragazzi! E me ganate tu! Cavaliere, per carità, pudore! Ma mi voglio sapere! Pudore, ho detto! Cavaliere, Sedea, cosa fa? è il bagno. A ste ore? A ste ore, sì. E a Parona dove sei? E a Parona è in cucina. E a signorina? Anche lei a fare dolce. Sì, di cioccolata e di crema perché il signore compie 6 anni. Ancora? Proprio un po'. È giusto un anno che ha compiuto l'ultima volta. Sta camera tutta piena di fiori. Strega, per cosa non mi ho gastudito, ma una varia porta un bel masso così, ciao. Caro, niente fiori, tutta pappatoria stavolta, Benedetto. E per cosa? Perché signorina era stabile così, niente fiori. E ne avevamo abbastanza del botanico. Signorina. Sei proprio così. Ma non vede che sta famiglia non si fa più, che ti fa accanto con interesse. Invece parlo. Vade, fammi la carità. Ma mica voglio pensare. Lo faccio per caldo. Non vede che lo occhi uccidi. Perché ti si imbriaga. Imbriaga e stupida. Ah, mi si ubriaca, è stupida, vero?
tanto che se vai non c'è che mi pagherà. Cavolo che a dichiarazione a serva imbriaca adesso. Un mese che sospiro. Nostro padre si è accontentato un vaso, uno solo. No! E cosa crede forse di farmi a caccia, signorina? Ciao strambotto, cos'è sti discorsi? Che si intenderemo sì. È una cosa tutti umani. Ma signorina, caro mio, se sposa, gli apre le nozze. Chi ti aveva detto? Che io direi che è giusto altro mese matrimonio. Busiara. Ah, scusa, vero, ma? Ma sei tu sola come me. Vamos la parola, vamos la. Dico a ti. Così, qua se viene, se va, se sbaffa gratis, tu ti fai so comodi, È quello che dico, cammino, se proprio vivere sta famiglia. Sì. Non lo so, sono una donna onorata e pretendo che mi si porta rispetto. E chi ti manca del rispetto? C'ho un manicomio. Lo so. E sono professore, è il botanico, sì. Adesso ero qua quieta che faceva le fatture e viene dentro e mi dice ti voglio, ma mi capisce, ma che pare che sia roba da fare conmigo? È tanta seduzione, caro mio, ma che vuoi cantare su me lui mi darà? Mi? Sì, e intanto Claudio che è apparuto. Ma no, aspetta, dove vedi? Vieni qua. Io mancavo a casa. Oh, ma com'è che sei, sa? Sì. E mi sono anche fatto il bagno perché mi sono una persona pulita, sa. La mattina se spui anche i gatti, ora. Passa spiritoso. Bisogna stare sui lavori. Ho fatto commissione dei ramigiani. E ho passato ordinazione di stroppi al ragioniere. Io vedo tutto bello, tutto elegante. Volevo dar 6 conquiste adesso. E che ha conquistato un posto sulla mia azienda, mi pare che poteria bastare, che no? Cavaliere, lei mi stupisce. Sì, Candidi che si stupisce. O i cretini. Mi ho il diritto di stupirmi, non lui. Ma cosa vuole ancora da mia anche a serva? No, poi te niente. No. Che io possa pensare a me una roba simile. Non avevo mai visto a donne. Devo pensare che è il lavoro, devo combinare in un mese quello che gli altri non sono capaci di combinare in 10 anni di lavoro, da impulso ai suoi affari, con preparare progetti che fruttano milioni, con spianare la strada ai suoi affari extraconiugali. Dunque, Cosa volevo, dopo 10 anni sono costretto a dubitare anche della mia donna? non mi permetto di dubitare della sua mujer. L'inchiesta che ha voluto che passa sul passato di quella donna è risultata limpida come acqua da fonte. E allora qualcosa Cesare Negrito, tu Prosdolcimo, tu affari, non è possibile, non avevamo mai avuto prima di adesso. Paribon, sono mica casomai che dovrei avere dei rimorsi. E chi che dice che sia sta lui a ingannare Piva? Può essere sta benissimo Piva a ingannare un Cosa? Sì. Yvonne si è innamorata di Piva e non di me? Sì. Mi faccia un piacere, Yvonne è mia, ne sono certo. E se adesso vuol da via? sì, perché si innamora di Piva e non di lui. Storie! Infatti, il suo socio si decide finalmente di spendere 4 skate per una donna che si è vissuta un anno e sospare. In sto anno, caro cavaliere, le spese che ha fatte tutte lui. Ecco per cosa quel giorno Piva ha detto tu prosdocimo mio tu. Lui pagava e Piva Non sbaffava. mentisse! Dunque Unica ha deciso di andare via finalmente insieme. E dove? A Conegiano. A Conegliano? Sì, dove che il commendatore ha tolto la casetta e dove che spera di spassarsi senza rivai. Piva non metterà più piedi a casa, se non mi hai contratto, se non mi hai società, Sì, basta. bravo, ecco qua l'impulsivo, il passionale. Ma il pensa a sua famiglia, il pensa a Sofia. E il pensa un pochettino anche a me. Mi pare che pensava abbastanza mia lui. Sì, per paura, no col cuore in mano. Lui ha avuto cuore per un uomo che dei suoi ultimi sforzi. Se questa sera l'Italia che assassina. No, ho semplicemente fatto saltare il curaggio a una bottiglia di vincatino. Tutto caro, adesso metti in quella bottiglia del sano, buono, genuino. Mi, sì, non ha capito. Pongo la mia candidatura e non si fa se parla svenimenti perché tanto che sa dove che voglio arrivo. Ma lui mi ha ogni momento una Me benedetta. lascia dire, non so entrare in sta casa e la signorina mi guarda subito con simpatia. Ma vedendomi coinvolto in tanti pasticci, si era messo in sospetto di affari che c'era di interessi e che c'era un fidanzato. Adesso che tutto sia a posto, compresa la signorina Yvonne, ti dirò,
Signorina, davanti a lei c'è un uomo nuovo, un uomo che non vuol vedere sacrificata, ma libera di splendere con tutti i tuoi colori, di spandere in allegria tutti i tuoi profumi e che ti assicura un domani sicuro. E se che sarà qualcuno che vorrà imbrogiare il tuo papà, che sarò sempre lì che sventerà i complotti. Dopodiché, sempre che Mariolina sia contenta, a me non me ne staia. Che dare la sua paterna benedizione. Canaglia matricolata. Vabbè, non c'ho anche io, Francia. Aspetta, manda il parole a serva. E assicuro signorina che sta qui a petire. Non sta che scaldasse. E mamma se deve fare fagotto che a poco de bo. E sa che siamo in discorso che domando siete si disposto anche a ti deliberate di certa gente. Cosa vuoi dirmi? Lesi. Cosa ti fa? Lesi e poi decidi. Una lettera anonima. Vada nella sede di lettere appena adesso. Siete degli imbecilli. Se volete notizie sulla moralità del professor Spadoni... Non crederà una denuncia anonima. Una volta e vieni fuori a tutte i magagni, eh? Ma che magagne, ti non ti sa, calunnie! Ah sì? Ti sei disposto a sapere inferociare ancora? Ma cosa aveva fatto st'uomo per inseguire di questa maniera? Ciao, piccola! Casa lui. Ti è proibito di parlare così col papà? E parla senza sapere quello che dice. Ma che proibito di trattare così mia figlia, sa? No, anche lui, esatto gli altri sessuidai, costituite una famiglia di mutuo soccorso casalingo. Se sono solo solito, ora dai ai can che c'è rabbioso. Ragionemo. Papà, attento! Sei famoso per speculare sul sentimento degli altri. E so cascata anche a me. Creature, che sei Gianfranco, senza il suo fioretto con una valisa. Una valisa. Qua succede qualcosa. Giusto che succeda. Quello parte. Hai capito, professore? Parte. Vado incontro amico, se va Guarda, io sono il padre, voglio sapere io cosa succede in casa mia. Lei lo saprà senz'altro, cavaliere. Avrei pur dovuto informarla della mia partenza, davanti a tutta la famiglia riunita. E sottolineo le parole, tutta la famiglia. L'ironia non calza. Aspetta, che sentimo prosdolci. Basta che se ne sia. Si parla, che novità sia questa? Novità maturata, cara Mariolina. Non dovrebbe sorprendervi, se mi conosceste un po' meglio. Ma Non parlo soltanto di te, Vada, ma di tua madre, di tuo padre, di tutti, anche di quelli che sono fuori, amici conoscenti. Mio padre stesso, tutti avete colto soltanto il lato buffo della mia personalità. non sei E vero. tu, Mariolina, accettando di sposarmi, lo dicono tutti, ti saresti sacrificata per la tua famiglia. Ma del resto la commedia è finita. Oddio, ma ora chi te soffri? Già, io soffro. Invece a te non ti sfiori nemmeno l'idea di una malinconia. Pensare che sarei riuscito ad arrivare al tuo cuore. Perché l'amore non è una vampata, ma è una serie di prove e controprove. Insomma, il concluda, Benedetto, vorrò lasciare mia figlia il parla e si spiega, perché qua non siamo tutti professori. A me sembra che tutti abbiano capito, tutti zitti, tutti soddisfatti di questa pacifica soluzione. Del resto l'operazione, se conclusa bene, è un avanzo. Adesso lui esagera, Benedetto. Mi compra Lugo sempre avuto di simpatia. Basta, basta, basta! La garazon basta, non deve neanche gonfiare quello che si dice fuori, fodrà de pelo vi altri o menassi. Coraggio, signore. Sì, coraggio, intanto il menassa quella tosa al palo. Non è colpa mia. Io parto, poi partirà anche il papà. Cosa? Sì, ha bisogno di un periodo di riposo. Si trasferisce per qualche giorno a Conegliano. A Conegliano? E non lo lascia andare così solo. Non credo desideri la mia Ma compagnia. che desideri, i figli non conoscono i cuori di padri. E poi come si fa a farlo andare a Conegliano? Quello va a Sarghe e Penne a Conegliano. Io da mai informato. A Conegliano ci sono degli ottimi vini. Io da mai informato, sprodacci. A Conegliano ci sono più passatempi di qui. Donne, Caru, donne! E lui pensa che suo papà andrà in pericolo, che poderia perdersi. Ma che razza refiosi! E si porta con lui a Roma, a Napoli, in America. Ma la Conegliano no, mio poco! Conegliano è un paese come un altro e se anche che se delle belle donne il commendatore se vedovo. Già, lui andando a divertirsi può dire Dio la vedovanza.
Io dicendo addio Mariolina divento vedovo senza speranza. Si vede che nel destino dei Piva c'è di rimanere vedovi almeno una volta. O di spose morte o di spose vive. Addio Mariolina. Naturalmente non sapeva niente. No, signora. Lo immagino. Dimmi, cara. Papà, guardi bene gli occhi e capisci. Si è messo col professore in mamma, te Voglio prego. umiliarmi con te, Non preoccupare. Ma non so. Se vuole star sola, signorina. No, non è il momento di scampare, ma di spiegarsi. Lo sapeva del papà e il taseva. Insomma, su questa divagazione senile ci abbiamo così casolare su buona carta. Fin dal primo giorno che senta in sta casa che ho provato a farlo come un'insidia, ma non volevo credere che non potevo. E così ho alzato ad alimentare mica simpatia che mi ispirava. In verità, mi pareva di aver capito che mi volesse un poco da bene. Par cosa no? Se che ha fatto tutto de scondo in sta casa, affari, traffici, imbrogi. Arrivando qua come una vittima dei cattiverie umane, come che formassero un sentimento di ammirazione per il suo coraggio, che si ribeava a infami, mentre vino che era tua forza. Io ammiravo anche per tutto quello che levava in l'uomo forte, tutto è opposto di me, devo e remissiva. Avevo insomma impressione che io facessi vendette del mio malinconico destino. Invece si era preoccupato soltanto di impiantarsene a ditta Gardi e Piva come un parò. Beh, si contenta di sto successo. Agli altri successi, quelli di amore ad esempio, non potrà mai aspirare. Guardi, matronio. Non scomincia adesso a imbastire un'altra dei suoi commedie. Rispetto al suo dolore. E in che maniera? E rispetto al mio. Qua è il suo. Quello di non aver potuto dobbiamo fare completamente. Mi ha fatto fare i chiavi a tutti qua dentro. Per quel che mi riguarda posso anche perdonarvi. Ma non potrò mai perdonarvi quello che ha fatto del mio papà. Ah no, questa non voglio sentirla. Cosa sai dei rapporti che mi ho avuto col cavaliere? Noi conosce, ma questo sia deve sapere che quello che avevo fatto per suo papà è forse la più bella azione della mia vita. Il caso per carità. No signora, non ve ne varia a parlare per pudore, mi costringe a verso il sacco, farà tutto ora. Se il cavaliere me la salva mi dà fame, mi lo salva lui dà. Sì, va, i sentimenti che ho spinto a fare il Salvatore si comprende in una sola parola. Interesse. Cosa? Ma che avevo il coraggio di guardarsi in viso e buttevo queste carte in toia. Io resterai a ditta Gardini e Piva. E se convenienze ne obbligherà a vedersi qualche volta, pazienza. Ma mi sarò orba, muta e sorda, perché di smentegar bisogna. Quello che invece non potrò smentegarmi è Gianfranco. Solamente adesso capisco quello che ho perso. Lo metti in gamba. Un toso pieno di pretendo. Un conversatore spiritosissimo. Un toso del cuore. Un genio a Uno diga. che sa cos'è sia amore e rispetto. Io invece al vaga via che lo odio, No, lo no, odio. ti te me ami, te Ah, me ami. sì, te me ah, ami. sì, E cosa gusto che me li porta? Chiama pure testimone a città, fameggia il mondo vada. Magari imbrogli, sospetti e bugie, ma ti me ami. Ma che mi ha fatto del vestito, sto Ah. delinquente. È proprio il vestito che ha preoccupa in questo momento. Peccato, proprio peccato. Ah, il giovanotto che spassiglia sotto la finestra. Scommetto che avrà dei rimorsi verso quell'embete. Che proibisce? No, perché se avrà dei rimorsi la situazione cambia da così a così, che se do modi per conquistare le donne, forse devo essere. Il giovanotto che è il coatore perfetto e se sta più furbo di me. Certe donne si fa conquistare anche da onestà. Cosa può arrivare? Avanti. Vedo se il caso. Ringrazio. Ringrazio della finestra che mi usa. E si agabuglia, che agodita. Già. Lo ammetto, Però se meglio che lo demontaggio. Sì, e subito, se no mi cascaria in brasso. Sei inutile che ascola e spae, tanto a finiria così. Vorrei se fosse questo discorso, darsi ali ed essere starua a sarne. Questo sì, lo giuro davanti a Dio. Guarda, ciò è così in un'ora che avrei avuto buon servizio. Sei proprio un gentiomo. Per questo, anche se amiamo, tronchiamo tutto, e subito. E alla sarla me ne vanto da essere proprio me. Ho voluto dimostrarmi che non ha merito. Avanti, avanti, si eserciti, donna. E mi dà la possibilità che passa quella porta possa dire: ah, professore, che hanno ostinato per averla, ti ha fatto una buona azione. Bravo! No, è sua bravura, sa qua che si sta. Che si sta qui ad avermi fatto capire che in fondo i sogni, i successi, i fiori stessi che al suo momento di splendore, ma vi è il momento che si smassa e va da male.
lingua, matematica invece no. Tutto farà sempre 4. E chi che di matematica se ne intende non può elogiare. C'è un mondo paperino suo, infinito di grasso. Ma così sa merito mio se quel sempio sarà tanto fortunato. Ma anche amore, deve fare il diavolo. Piavolo, Severo. Che strana sensazione. Sai cosa mi pare da essere diventato? Uno di quei pupi da baracconi. I garavisti, no? La voce gli acciappa sul nudo. E se lo basta. E poi scatta di nuovo in piedi. Lo sai, mi fa sbocciare che mi ha tirato. Le cose che... Le chicche. De me stesso. Sì, de me stesso. Ah, che vado via. Dimissioni da ditta Gardin-Piva, io dica EA. Ehi! Oh! Guarda che maniera! Ma io... Che pazzi sei? Ma insomma cosa succede? Ma poi, gli affranco da bacio che spasima. E il professor qua che è andato fuori con me e mi butta in terra con una spada. Ti piace? Insomma, spiegami, cosa succede? Credo che Gianfranco mi voglia bene sul serio. Ma Marto Drio te sei... E ora il baga finestra che domanda se il dose è sempre divisibile e pardon. Gianfranco, ascolta. E Mariolina che a te domanda se il do è sempre divisibile e pardon. Ma sì, ma sì. Guarda che contento per te, è salta il bar. Guarda caramba. E voglio farmi dare 20.000 franchi. Beh, cosa ho dovuto fare? Non si preoccupa da chi ritorna, ma Guarda, scherzi. Grazie, papà. Papà! Sabrina, dove sei che ancora? No, lo so. Papà! Caro, che giornata! Ah sì, È il nostro botanico? Ah, il botanico! Ah, no, commendatore. Se avevo sbagliato una volta nel Del giudicare. botanico? Si ricordano che voleva par fin denunziarlo? Già, è vero sì. E che sarà antipatico, ma Sì, non sì. potevo negare che quello se l'uomo Sì, miracolo, un santo. Ma che dimissioni! Tu resti quando si tratta di dimettersi, ma di rimettersi. Ah, qua ci sei. Sì, passo, ma giusto che sia. Ah, ti devi infisti e ti va con gli anti, Oh, Ma chi sei tu? ti basti sapere che so. Ti ho detto che lo so. Ho saputo che sappia, lo so e basta. Se mi vado a lavoro con gli altri, sei pacchetti, sai. Ah, sai, mancaro, che tanto a coniglianti ti va, caviti la testa. Ma se vuoi sapere cosa che ti dà con coneggiante. Assolutamente niente. Ma qua che siete lavoro, tanto lavoro. E a conigliansi che va per divertimento. Resto qua a me e resta qua anche a lui. Ecco, il suo benedetto sta un poco bene. Ah, sì. Capisco, se l'emozione. Ecco. Ah! Cosa che sei? Ma di me è scappato già, Franco. Oh, ma la stessa storia del signor intento. Questo deve essere non disegnato. Se no dove sei andato? A coniglianti. Ah, Maria Verdi! E sono a sconsonarsi! Noi si sposai! Hai ragione, l'onore prima di tutto. Sono il padre della fanciulla rapita e vado io che mi devo il padre di questa ragazza e ci vado io. Hai visto il pane del maschio? Basta! A Conegliano, che va soltanto a mare. Vada a mettersi a caperina, signora, che è proprio una corriera adesso che passa. Ma che raccomando a Lusti Domini che mi faccia spiegarsi. Che hai sentito? Loro resta. Siccome il lavoro non vita all'uomo e qua che c'è tutto danno vita, scominciamo subito.
E lui, qua. Avanti! Desbrighémosle! Il tempo è moneta, i skate è skate. E qua bisogna guadagnarli onestamente. Avanti! Al lavoro! Al lavoro! Al lavoro!